Buongiorno e buona domenica. Oggi cominciamo capezzelle e scarole. Stavolta la faccio tipo plum cake. La vado a rotolare così, guardate, e poi la metto nello stampo. Ecco qua, un filo d'olio sopra, un bel massaggino. Vedete? Ecco qua, è uno, fuori uno. Mi era rimasto un bel pezzo di impasto, guardate com'è bello. Ora faccio un piccolo casatiello. Ecco qua, anche il secondo è pronto. Lo arrotolo, ecco qua, e lo metto a crescere un altro poco. Ecco qua, plum cake di scarola, sempre con l'impasto che faccio io, è un piccolo casatiello. Nel frattempo che crescevo un bast, mi mangio fatto pure un ragù. Guardate qua come pappuleva. Siamo indovinati, 2 spicchi d'aglio, padella, caccavella antiaderente, olio, e venite a presa a me. A me mi pare sempre poco, quindi a sentimento ne butto a poco, perché devo abbondare. L'aglio e l'olio friva e io ci butto olive e chiappariello. E mo ci butto una bella passata di salsa, però quella là rustica a pezzettoni. E mo faccio fare sta bella salsa stretta senza sale, poi vi svelerò il perché. La sarzolella si è stringuto troppo bella, o curoniello stock, vi dicete Mari questo qua per fare i curonielli, ma che le mamma volevi, che i bicchiarelli sono come i bambini, stanno a accontentare. Guardate com'è bello, che belli pezzi, alti e belli e freschi. Ecco qua, mo con cucchiaio vado a coprire tutto il coronello e lo faccio cuocere. Guardate come sono cresciuto bello. Il tempo che il pappone si cuoce, tutta la pappa che ho preparato, tutto mangiato, sono fatto pure una bella sciorignata fuori al mio terrazzo. Ecco qua, è tutto pronto. Vedete com'è venuto bello? Assaggiamo. Vi ho detto senza sale perché i curniel e gli appariel a volte rilasciano un sacco di sale, quindi io lo metto per ultimo. Qui non ci vuole, è troppo saporito. E mo buona domenica a tutti quanti, e me ne vado a mare. Buona giornata.